Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto. Un ragazzo è stato soccorso dall'equipe sanitaria preferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto oggi ad Aquileia, lungo la ex provinciale 8. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine allertate dalla Sores, il conducente di una vettura, un ragazzo di circa 20 anni, ha perso il controllo del mezzo che stava conducendo e successivamente l'auto si è ribaltata all'interno di un fosso. Sul posto l'equipaggio con l'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli, lei di soccorso e i vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato in volo all'ospedale di Catinara, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Un uomo di 55 anni è stato soccorso invece dal soccorso territoriale dopo essere rimasto vittima di un malore che lo ha colto mentre era alla guida di un mezzo pesante. È successo in via Kennedy all'intersezione con la regionale 463 a San Daniele. L'uomo è riuscito ad accostare in tempo. Gli infermieri della Sores hanno allertato anche le forze dell'ordine, sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona e i volontari della cittadina collinare friulana, poi raggiunti dal personale di FVG Strade e dal soccorso stradale. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato con l'ambulanza all'ospedale di San Daniele in condizioni fortunatamente non gravi. Assessore Roberti, oggi in Giunta è passata una delibera afferente alla formazione della vigilanza urbana del Friuli Venezia Giulia. Sì, continua la programmazione per quanto riguarda la nostra scuola di formazione della Polizia Locale per il Friuli Venezia Giulia. Un compito che la Regione ormai da parecchi anni porta avanti è quello di alzare qualitativamente lo standard di formazione degli agenti che ogni giorno stanno sulle nostre strade. Maggiore formazione vuol dire avere degli agenti più preparati che sappiano rispondere alle esigenze dei cittadini del Friuli Venezia Giulia e garantire uno standard di sicurezza sempre elevato come siamo abituati e come vogliamo continuare ad essere abituati. Assessore Bini, oggi in Giunta un importante intervento per le imprese del Friuli Venezia Giulia, ancora una volta la Regione vicina alle attività produttive. Sì, abbiamo integrato ulteriori 420.000 euro per il bando sull'internazionalizzazione per le nostre imprese. Insomma, mai come in questi momenti io penso che bisogna di fatto sostenere l'economia, sostenere le imprese, sostenere gli imprenditori. Le nostre imprese hanno dimostrato di essere assolutamente performanti sia per quanto riguarda l'export, tant'è che i dati in nostro possesso ci pongono sul podio a livello nazionale. Quindi ulteriore sostegno per far sì che le nostre imprese trovino pronte ai mercati internazionali. Chiudiamo qui questa edizione, grazie per la visione e l'ascolto, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Legno Interni, falegnameria dal 1946, rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste, porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.